1, 2, 3, 3, 2, 1, vabbè dai, ti giri il turismo. Allora, vediamo se hai studiato. Sì, chiedi. Dove si vede per caso TV? Si vede sul vostro computer, sul telefonino, si vede sul vostro televisore smart. Dovete cercarci su Samsung TV Plus, Amazon Prime, YouTube, Rakuten TV oppure anche Plex TV. Siamo dappertutto. Sì. Basta che ci cerchiate. Sì, e poi è un palinsesto dalle 8 del mattino a mezzanotte, ogni ora c'è una roba diversa. E ci sono anche, vabbè, c'è il mio viaggio con Battiato, c'è Velisti per caso, c'è il Guatemala, c'è Cuba con mia figlia e Cuba con il camper. Sì, e poi cose c'è vecchie e cose inedite anche. Inedite, allora, c'è tutta un'altra storia. Allora, se avete lo stomaco forte, andate a vedere tutta un'altra storia, perché quello vi spiega tante cose sull'origine dell'uomo. Va bene, adesso però andiamo avanti perché abbiamo poco Vai. tempo. Allora, tra poco c'è la festa dei morti. Ti ricordi, in Messico siamo andati e c'era questa festa. Perché ci sono tutti con le cose, gli scheletri, le cose, è bellissimo. A questo proposito c'è una notizia che viene da Berna, siamo in Svizzera, al Bremgarten Friedhof, che è il secondo cimitero più grande di Berna. Le sale delle urne del crematorio verranno riconvertite in un ristorante. No, dai. Sì, in un ristorante, per dimostrare che la morte si può anche festeggiare. Cito direttamente, secondo la cooperativa bernese che ha avuto quest'idea, qui al cimitero la morte fa parte della quotidianità, è un passaggio inevitabile come la nascita. Ecco, vabbè, questo non ci volevano i bernesi per dirlo, vabbè, però, ma vabbè, dai, volevano fare un ristorante dove c'è un cimitero, dai, ha un senso. Però ha un senso. Allora, visto che siamo nel periodo giusto, il 31, Halloween, no? Halloween, La festa dei morti per noi, no? Sì. Ma per il nord Europa era Samhain, no? Sì. La festa tradizionale, quella importantissima, appunto, del buio, se vogliamo, no? Nel senso che poi siamo attorno al periodo in cui appunto è più buio, è più si ricordano di più, certo, gli elementi misteriosi che vengono dal buio, dalla notte, eccetera, ma diciamolo, scusa, cioè per noi è diventata una moda negli ultimi anni, ma in realtà Halloween è sempre è nato in Irlanda. Vabbè, ma dai, mica lo dobbiamo dire noi, certo. E quindi noi abbiamo importato, diciamo, una festa che è ancora un'occasione per compere, per cose di questo tipo, quando in realtà così, è perché è passata, è come Babbo Natale, voglio dire, è passato per l'America ed è diventata una cosa commerciale. In realtà, appunto, invece si possono vedere ancora gli aspetti tradizionali in un itinerario molto interessante che da Derry, Londonderry, con il più grande festival dell'Europa, con danze, fuochi d'artificio sul fiume Foyle. Poi c'è Meet con Puka Festival, 4 notti di racconti, musica e magia. E poi c'è Galway, Limerick, Kilkenny, Kerry, Longford, Westmeath, Fingal. Sì. Ecco. E poi dove si celebra davvero l'anima celtica dell'isola tra miti, castelli e leggende. Sì, comunque... naturalmente. Visto che siamo vicini appunto proprio al periodo giusto, naturalmente non dovete scordarvi che io parlo di Dracula e quindi potete regalare il libro Dracula non muore mai e poi potete venirci a vedere il 30 a Bologna alla Sala Borsa, perché lì faremo tutta una festa per raccontare appunto questa cosa. Scusa, è mai possibile che ti sei dimenticata che domani sei a Roma? Dio sì! Certo. Domani, allora tocca dirlo io. Per quelli che sono a Roma, sì. ma anche no, vale anche la pena di prendere un treno. Va bene. No, dai, siamo a Roma, 17:30, Hotel Palazzo Ripetta. E leggeremo anche delle cose. Poi in
un'occasione particolare perché c'è la festa del cinema e lì c'è un film che adesso starà andando, no? Che è molto famoso, è molto importante, di questo Besson, sì. Luc Besson, Che che fa, è appunto una storia di anche vampiri lui. e d'amore, e quindi c'è tutto. Vabbè, comunque a proposito di morte, tu Oh, sei mamma anche mia. appassionato, sì, ma ne parliamo in termini a proposito distesi e di morte. culturali. Ah. Ti ricordi che adesso, recentemente, siamo andati nell'Alto Lazio? Certo. Cerveteri, Tarquinia. Tarquinia, eccetera, le tombe. Ecco, lo Le sapevo. tombe di Tarquinia. Sì, e devo dire che sei stata in una tomba stupenda, la tomba dei giocolieri a Tarquinia. Vi facciamo assaggiare proprio un pezzettino di questo filmato. Trovate l'intera serie dedicata al territorio di Tarquinia e Cerveteri È vero. sul nostro sito italiasolotour.it.net. No, ma ma come no? adesso beccatevi un pochino della tomba dei giocolieri. Devo dire è piaciuto molto anche a me. Vai. Oh. Ecco, stiamo entrando Nell'oltretomba. nell'oltretomba. Diamo una sbirciatina. Emozionantissimo, una sensazione positiva proprio perché ci sono questi affreschi. Ed ecco il senso profondo degli affreschi dentro le tombe etrusche. La decorazione, che spesso racconta scene di vita normale, rimanda a una sensazione positiva, semmai di rimpianto per la vita, come se il defunto si portasse il ricordo di essa nell'aldilà. Gli affreschi riproducono scene che a prima vista non sembrano collegate con la morte. No, sono loro varie- sembrano così. Ci sono varie attività che sono raffigurate. Nella parete principale c'è un equilibrista che sta effettuando un'acrobazia con l'aiuto di un giovinetto, c'è l'accompagnamento musicale, come avviene spesso. Ovviamente. Sì, quindi si tratta forse di giochi funebri che erano proprio celebrati in onore del defunto. E il defunto forse è questo personaggio con la barba, che è raffigurato nell'angolo, che sembra... Che assiste, Assiste e sembra un po' l'allure di un grande magistrato. è vero, È anche più grande come è anche dimensione. imponente. Poi ci sono le scene di danza, con questa che è una delle scene più sensuali di danza Bellissima. etrusca, con la nostra danzatrice con i rossetti sulle gote e la sua chioma corvina. Poi c'è questa scena che è un po' imbarazzante per noi, però dal nostro punto di vista c'è un personaggio di cui si è perduta la testa, nudo, sta defecando. In modo molto esplosivo. Sembrerebbe anche avere degli enormi testicoli. Sappiamo che si chiamava Arant Erachnasa, era uno schiavo e apparteneva alla casata degli Erachna e quindi potrebbe essere il pittore che era in condizioni di dipendenza rispetto alla proprietà della tomba, il quale come Si è come dipinto scherzo- in questo modo. Esatto. Forse anche per cacciare gli uccelli neri del malaugurio, un simbolo del passaggio, del viaggio, del transito. Gli Etruschi come noi non avevano poi la certezza di quella che era la vita dopo la morte. La tomba è anche uno spazio liminare tra un mondo e l'altro. Non si spiegherebbe perché altrimenti abbiamo decorato le pareti della tomba. Cioè ne vede solo il morto. Certo. Bene, vabbè, allora se volete vedere il resto, appunto, italiaslotour.it. Sì, c'è Cerveteri, c'è tutte le altre cose di Tarquinia, c'è bellissimo. E adesso ci sono due notizie collegate, Sì. abbastanza, diciamo, curiose, perché a Udine si festeggiano i 50 anni della Pimpa. Ve ne ricordate la il Pimpa. personaggio di Altan? Ah. E tra l'altro allora a Udine, nell'ex chiesa di San Francesco, E ha 50 anni la Pimpa. a 50 anni la Dai, Pimpa, eh. in questa chiesa di San Francesco c'è una mostra bellissima dell'editore Franco Cosimo Panini e domani alle 11 c'è l'inaugurazione e c'è anche Altan. Ma mentre Udine festeggia i 50 anni della Pimpa, Cuneo festeggia gli Pippi 80 anni Calzelunghe. di Pippi Calzelunghe. Pippi Calzelunghe. Lo ricordate Pippi Calzelunghe, un personaggio veramente incredibile, come dire, la Col suo scrittrice- cavallo giallo. Sì,
E poi appunto calze lunghe, le cose. Le trecine. La scrittrice svedese Astrid Lindgren ha inventato questo personaggio femminile che 80 anni fa era rivoluzionario. Ma come no? Perché- Ma lo è ancora per Eh, le bambine che leggono appunto le storie di Pippi Calzelunghe, è ancora un personaggio fuori dagli schemi. Assolutamente, comunque anche qui a Cuneo ricostruiscono Villa Colle e tutti i personaggi di Pippi. Il quindi cavallo giallo. È veramente, Il cavallo è veramente giallo era interessante, meraviglioso. e siamo appunto a Spazio Innovazione in via Roma a Cuneo. E abbiamo finito il tempo. Abbiamo finito, guarda, non c'è più niente. Bisogna salutare. E allora salutiamo. Va bene, ciao, alla Ciao, prossima. ciao.